Ottava giornata del girone A di eccellenza che ci porta allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo di fronte il Mazzara di Marino e il CUS Palermo di Colombo, partita che inizia alla grande per la squadra di casa con questa giocata di Federico largo all'indirizzo di Gomez che esplode il suo sinistro, battuto Carnevale, sono passati meno di 4 minuti e va subito in vantaggio la squadra giallo-blu che fa esplodere subito il proprio pubblico, inizio folgorante da parte degli uomini di Mister Marino che insistono qui con questa rimessa, la palla arriva dalle parti di Camara che non riesce a dar potenza al colpo di testa, allora Carnevale la blocca, poi Sami si accende, va via sulla destra a Romeo, ancora una finta, la palla messa al centro, Gomez non riesce a far doppietta, occasione da pochissimi passi per il numero 11 dei Canarini. Prima sortita offensiva del CUS, neanche a dirlo, con Saibo Fofana, la respinta di Franco in calcio d'angolo ma torna a farsi vivo con il suo numero 6 Semeraro il Mazzara, sventagliata dalle parti di Touré che dà un occhio al centro, propone il cross, bravissimo Carnevale a smanacciare, ad evitare pericoli maggiori. Dall'altra parte prova ad accendersi Ibra Traoré che serve Sheriff, la traccia in verticale per Fofana, l'uscita ottima da parte di Franco sul primo palo in protezione il numero 1 del Mazzara, Mazzara che si riporta in avanti con la corsa di Gomez che incrocia con il destro, Carnevale è battuto ma la palla si spegne sul palo, occasionissima per il 2-0 del Mazzara e ancora insiste, questa volta con Camara che stringe palla sul sinistro, respinge ancora Carnevale, super impegnato il numero 1 del CUS. Nel secondo tempo Mister Colombo manda nella mischia del Rasi che qui potrebbe approfittare dell'errore di Thomas ma sbaglia a porta vuota col piede destro, pericolo scampato per il Mazzara che allora si riporta subito in avanti con la giocata dei soliti Camara e la conclusione da parte di Gomez, respinta ancora da Carnevale, ci riprova con il lancio di Capitan Carollo, sempre per Terrasi che prova a dar fastidio a Bertoglio, la palla messa al centro, l'anticipo fondamentale di Semeraro su Fofana che va attaccato il primo palo, sugli sviluppi del calcio d'angolo e Carollo che tiene vivo questo pallone, arriva in mezzo, c'è Scozzari che non riesce a calciare bene, strozza il sinistro, poi al minuto 62 si accende un parapiglia per questo scontro per il recupero del pallone tra Romeo e Bertoglio, parapiglia che prosegue per almeno 4 minuti, alla fine il direttore di gara, il signor Lapaglia di Enna, decide doppio giallo e quindi espulsione per Piscopo da una parte, dall'altra parte arriva il rosso proprio per Bertoglio, protagonista nell'accensione di questa miccia, 10 uomini per parte ma Mazzara che insiste ad attaccare, qui il calcio d'angolo di Camara, il colpo di testa, la palla che rimane lì, conclusione di Federico, la respinge in qualche modo Carnevale, poi ancora ci prova il Mazzara ma è nulla di fatto, occhio invece a questo calcio di punizione con Taibi entrato dalla panchina, la barriera salva Thomas da pericoli maggiori, ultimo tentativo per il Mazzara con questo colpo di testa, il volo di Carnevale a negare il gol a Semeraro, ma qui l'ultima preghiera del CUS affidata a Mineo che mette al centro, allontana Federico, la palla sorvola la traversa e dopo quasi 9 minuti di recupero l'arbitro fischia alla fine, vince il Mazzara 1-0 contro un CUS arcigno e leonino che però ottiene un'altra sconfitta. Da Sportisir è tutto, alla prossima.